Se avete voglia di portare a tavola un piatto 100% sardo, la ricetta che vi proponiamo oggi è assolutamente perfetta. Mallo Reddus alla campidanese, ovvero gnocchetti sardi con salsiccia e formaggio, tipici proprio della regione del Campidano. Come prima cosa andiamo a preparare il condimento degli gnocchetti. Partiamo dalla cipolla, che andremo a tritare finemente. Prendiamo una padella, aggiungiamo un filo d'olio e facciamo rosolare la cipolla. Ora prendiamo la salsiccia e aggiungiamola alla cipolla. Facciamo cuocere tutto per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto perché non si bruci. Poi aggiungiamo la passata di pomodoro. Mescoliamo e aggiungiamo un pizzico di sale. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per un'oretta abbondante. Nel frattempo prepariamo i nostri gnocchetti sardi. Mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quando giungerà ad ebollizione andremo a versarci il Mallo Reddus. Lasciamoli cuocere per pochi minuti e poi scoliamoli. Versiamoli nella padella con il sugo e mescoliamo bene. Ora non resta che aggiungere l'ultimo tocco. Una spolverata di Gran Campidano Arborea. Ed ecco qui, Mallo Reddus alla campidanese, per portare a tavola tutto il gusto tipico della nostra Sardegna. Scopri tutta la gamma di formaggi stagionati Arborea,